Nel bel mezzo della polemica sui ritardi dei lavori lungo la strada statale 640 Agrigento-Caltanissette, il vice ministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri è ritornato per dei sopralluoghi nei cantieri della strada degli scrittori, insieme ai dirigenti ANAS. L'impresa ha ripreso i lavori per consegnare quelli del secondo lotto nel mese di dicembre 2022, dichiara il vice ministro Cancelleri. Dal 2 dicembre dovrà essere funzionante la rotatoria d'accesso all'autostrada 19, svincolo Caltanissetta, con l'entrata in funzione del nuovo viadotto Salso a doppio senso di marcia. Entro la fine di gennaio avremo la percorrenza ininterrotta sulla statale 640 fino alla rotatoria via Borromans. Sono questi i segnali che ci attendiamo da CMC di Ravenna. Confermiamo il nostro impegno nel definire i lavori dell'Agrigento Caltanissette, assicurando la massima ripresa del cantiere a pieno ritmo, ha detto il direttore generale della CMC Paolo Porcelli, che ha accompagnato il vice ministro nel nuovo viadotto Salso che collega la A19 con la 640, che aprirà, secondo quanto riferito dal vice ministro, il prossimo 2 dicembre. CMC non ha mai lasciato opere incompiute, ma riteniamo necessario l'impegno di tutte le parti interessate affinché, conclude, si possa procedere nei lavori come da cronoprogramma e consegnare al territorio una strada sicura ed efficiente.